20 novembre, giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e l'adolescenza. Ci troviamo qui in questo splendido spazio che è lo spazio del Palazzo della Ragione. È stato allestito con 1000 metri quadri di opere d'arte fatte dai bambini della scuola dell'infanzia e delle scuole primarie, fatte insieme all'artista di fama internazionale Hervé Toulet e fatte insieme alle loro maestre le illustratrici. Sono disegni integri, disegni strappati, disegni sovrapposti. Tutto questo insegna loro che una parte riesce ad avere senso attraverso l'unione e attraverso il gruppo. Tra poco inaugureremo anche attraverso un videomapping, faremo una proiezione sulla torre dell'orologio e anche in questo videomapping di una durata di circa 15 minuti saranno presenti tutte le realizzazioni fatte dai bambini. Questo perché come amministrazione stiamo sempre più investendo sull'importanza dell'arte, sull'importanza di trovare questa creatività, questa socialità e di aumentare gli spazi di libertà dei bambini che per troppo tempo sono rimasti in questo periodo di pandemia un pochino costretti. Le travail avec les enfants, eh bien, les enfants m'inspirent une énergie que je traduis dans les livres et que je traduis dans les ateliers. Et je leur rends cette énergie en prenant leur travail et en produisant une autre énergie qui est l'énergie de cette exposition. Eh bien, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est 2 ou 3 jours de travail intense pour transformer tous ces dessins en une pièce dans un espace magnifique ici au Palazzo. C'est vraiment un aboutissement de quelque chose que je voulais faire, c'est-à-dire un lieu prestigieux, un espace magnifique, une intensité dans le travail avec les enfants pour arriver à transformer tout ce résultat en des pièces qui me sont à la fois propres et qui sont le résultat de toutes ces énergies avec ces enfants. Donc c'est vraiment, chaque expo doit être un aboutissement de quelque chose et là c'est vraiment un énorme aboutissement d'une partie de mon travail, oui. Chi entrerà qui non troverà una mostra di disegni, come a volte siamo portati a pensare quando immaginiamo i bambini al lavoro con i pennelli e le tempere. Qua trovate proprio l'accumulo di tutti i colori, perché abbiamo il giallo, il rosso e il blu che esplodono, ma abbiamo anche questo mondo che in qualche modo rappresenta la voglia dei bambini di tornare ad avere voce, di tornare a vivere qualcosa di più di quello che la pandemia ancora non è riuscita a restituirci. Proprio per far sì che nonostante le varie norme che ancora ci evitano gli assembramenti, tutta la città potesse godere di questa creatività, con l'amministrazione comunale abbiamo pensato ad un videomapping sulla torre dell'orologio dove per tutta la prossima settimana fino al 27 di novembre dalle 16:30 alle 21 sarà possibile vedere le opere dei bambini e delle bambine e quelle dell'artista Hervé Toulet in dialogo fra loro a colorare Piazza delle Erbe.